Grazie, buonasera. Parlate italiano? Molti parlate italiano, vero? Quindi posso, perché io non parlo maltese e neanche bene l'inglese, e sono anche raffreddata, come potete ben sentire dalla mia voce, purtroppo, perché sono andata un po' in giro con questo cambio di stagione, caldo, freddo, e mi sono un po' raffreddata. Allora, sono le 5:25, ho 45 minuti di tempo più o meno per parlare, devo un po' regolarmi perché, insomma, la mia vita comincia a essere lunga. Io sono nata a Salerno, nel sud dell'Italia, nel 1972, il 27 luglio, quindi quanti anni ho? Ne devo fare 51. Bravi tutti in matematica, bravissimi. Non sento nessuno che però mormora e dica: ah, certo, sembra più giovane. No, grazie. Dimostro, va bene, accetto. Dimostro 51 anni tutti quanti. Sono una boomer, come dicono i miei figli, esatto. E sono nata in una famiglia cattolica. Ho ricevuto il battesimo, ho fatto la prima comunione, recitavo il rosario tutte le domeniche con la mia famiglia davanti alla statuetta della Madonnina di Lourdes. Addirittura io a 8 anni conoscevo le litanie lauretane in latino a memoria. E quando c'è stato il terremoto nell'Irpinia, famoso, ne avete sentito parlare anche qui, mi trovarono di notte, chiusa nella macchina mentre i familiari cercavano coperte, plastica per accamparci davanti a un fuoco nella campagna di alcuni nostri amici. Mi trovarono in macchina che con il rosario in mano pregavo la Madonnina che potesse salvare la mia famiglia. Avevo una confidenza con Gesù che pensavo mi fosse amico, sebbene la mia religiosità era abbastanza infantile, naturale, un po' superstiziosa. Per esempio alle mie amichette, le mie cugine, io dicevo quando ero piccola, loro si professavano atee, figlie di una zia molto di sinistra, molto laica, dicevo no, dovete credere in Gesù, se no andate all'inferno. Questo era un modo però. Poi crescendo le cose sono cambiate. Intanto vorrei presentarvi la mia famiglia, che è qui, dovevo farlo all'inizio. Ho 4 figli e un marito. E questi 4 figli sono tutti con lo stesso marito, e anche questo per un'attrice è un record. E sono dalla più piccola Maddalena, che deve compiere 8 anni, poi c'è Giovanni che ne ha 15, Fabio che ne ha 20, Maria Lucia che ne ha 21 e Pierpaolo che non vuole far sapere quanti. Abbiamo una storia molto bella, però siccome loro la conoscono, voglio chiedergli: avete voglia di rimanere qua o volete accompagnare Maddalena a giocare e voi a studiare su nella sala del preside? Potete rispondere. Tu vuoi andare a giocare? Ok, l'accompagni Maru? Io sono nata con un dente, che poi si è rivelato essere un dente in più, me l'hanno tolto, ho portato l'apparecchio, e quando sono nata ero piena di capelli, bella chiatta, cicciona, con sti occhi a mandorla, che ho sempre pensato di essere stata adottata. Mi hanno portato in braccio a mia madre che mi aveva appena partorito, e la prima frase che mia madre mi ha rivolto è stata: Maronna figlia mia, quanto sei brutta. Questo è stato il mio benvenuto al mondo, che voglio dire, io non l'ho sentita, poteva anche essere ininfluente. Il problema è che mia madre poi ci ha tenuto a raccontarmelo. E questa cosa un po', sempre per parlare della famiglia, dell'attenzione che bisogna fare quando si parla con i propri figli. Nessuno è esente da errori, però quel racconto mi ha lavorato dentro nel tempo. Io ho avuto sempre problemi con la mia immagine, con il mio corpo, con la percezione che avevo di me stessa. Sempre un grande dissidio ho vissuto, che poi è aumentato con tutti i problemi che per l'adolescenza e via dicendo ho incontrato, ecco.
Un'altra cosa che mi ha segnato molto è stato il rapporto con il mio fratello maggiore. Io ho 2 fratelli, uno più grande e uno più piccolo. Il più grande, prima che io nascessi, era coccolato, vezzeggiato, era il primo maschio dopo una stirpe di femmine, quindi tutti quanti, il principino, l'erede, colui che avrebbe continuato il nome della famiglia, la nobiltà, tutta questa roba qua. Quando io sono nata si è sentito spodestato, la prima cosa che ha fatto quando mi hanno portata a casa ha rovesciato la culla contro l'immondizia, urlando puzza, puzza, uccidetela, buttatela, e si è fatto venire la febbre a 40, l'asma, problemi di salute, e ha instaurato una sorta di rapporto ricattatorio con mia madre, mostrandosi sempre come il figlio debole, quello che aveva bisogno di attenzioni, ha bisogno di cure. Quando mia madre lo abbracciava, gli faceva le coccole, di nascosto a lui, a me faceva l'occhiolino, perché io dovevo capire che davanti a lui lei non poteva abbracciarmi. Io sono sempre stata considerata la figlia forte, quella che non aveva bisogno di niente, che a 3 mesi ha rifiutato l'allattamento. Io sostengo, perché dovevo essermi accorta che con quel dentino infastidivo mia madre. E infatti questo è stato il rapporto. Io che cercavo di non dare fastidio, mio fratello che cercava sempre di avere l'attenzione su di sé. E il rapporto morboso tra mia madre e mio fratello si è un po' anche intromesso nel rapporto coniugale. Parlerò tanto della famiglia, degli errori grossolani che in tutte le famiglie, pur sapendolo, si continuano a perpetrare, e anche però del rimedio, perché non siamo condannati dai nostri errori. La più distrutta, la più inguaiata delle famiglie ha una speranza. C'è sempre una speranza e non dobbiamo sentirci condannati, perché da ciò che ho vissuto nella mia famiglia di origine, io avrei potuto rimanere condannata nel vittimismo, nella recriminazione, nella rabbia. A un certo punto, come vi dicevo, le cose a casa mia sono cambiate ed è iniziato da lì il mio lento ma inesorabile rotolare verso il basso. Perché? Perché i miei genitori, non reggendo alla catechesi del mondo, hanno cominciato a litigare furiosamente. Erano entrati dei soldi in più. Stavamo meglio quando stavamo peggio. Quando eravamo più poveri, forse ci volevamo più bene. Poi sono entrati questi soldi, distrazioni. Mio padre ha perso la testa per un'altra donna, ha tradito mia madre, ha dilapidato questi soldi. Mia madre cercava invece in tutti i modi di rendersi indipendente, di provvedere a noi figli, lavorava molto fuori casa e mio padre poi spariva. Insomma, ad un certo punto si sono separati e lì è iniziato il dramma vero per me, perché se a un figlio raccontiamo che nasce dall'incontro dell'amore dei suoi genitori, quando quest'amore crolla, per quel bambino crolla il presupposto della sua stessa esistenza. Ho cominciato a credere alla prima vera grande menzogna di cui il demonio si serve per schiacciarci, immiserire le nostre vite. Ho cominciato a credere di essere nata per errore, di essere uno sbaglio, di essere piuttosto che l'orgoglio dei miei genitori un intralcio, un impedimento alla loro realizzazione, alla loro felicità, perché noi figli costituivamo un problema, perché noi figli venivamo usati anche come arma. Mia madre mi ha fatto parlare al telefono con l'amante di mio padre, chiedendomi di insultarla perché lei si sentisse in colpa perché mi stava portando via il mio papà. E per me è stato un dramma, perché io ero la principessa di papà. Per me il mio papà era un mito e mia madre in più ha subito un esaurimento nervoso molto grave che l'ha portata a rimanere a letto quasi moribonda, e io durante l'adolescenza ricevere quell'impatto con la mia figura di riferimento così indebolita, credendo di dover io adesso prendermi cura di lei, ho sofferto molto e ho cercato di reagire come potevo, la figlia forte, quella che aiutava, quella che veniva in soccorso, quella che doveva meritare la stima e l'affetto. E allora chiedevo ai miei fratelli: aiutiamo mamma, oggi faccio i piatti io, domani li fai tu. Mio fratello maggiore mi diceva: io sono maschio, queste cose non le faccio. E là ha iniziato ad attecchire
la radice del femminismo più agguerrito dentro di me, anche perché un giorno ho scoperto, quando mio fratello ha deciso di fare i piatti, che si era alzato per farli perché mia madre di nascosto l'aveva chiamato al suo capezzale e gli aveva detto: per favore, vedi tua sorella, quante storie, le battaglie femministe, aiutala. Mamma ti dà 20.000 lire, cioè in euro, cioè, a lot of money. A me niente, io solo gratis, a mio fratello maschio. Quindi io sono stata delusa da mio padre e da mia madre, unica donna insieme a me che avrebbe dovuto sostenermi, mi ha tradito in questo modo e quando ho potuto, finalmente a 18 anni, sono scappata di casa. Ho odiato i miei genitori, ho sbattuto la porta in faccia ai miei genitori, desiderando di essere indipendente, di definirmi in opposizione a loro, di essere diversa, di combattere quella mentalità meridionale nella quale la donna e l'uomo non hanno pari diritti. Poi purtroppo col femminismo si è andato oltre. Adesso non si dà più importanza ad una parità di dignità, si pretende di essere uguali, annullare le differenze e anche questo è molto sbagliato. Comunque, che cosa ho fatto? Mi sono aggrappata al primo grande sogno, la prima grande passione che anche mi aveva salvata nell'adolescenza dal rovinarmi completamente. Io, come tutti voi, avevo fin da piccola dentro di me il sogno di non essere semplicemente di passaggio su questa terra, un numero, un anonimo essere umano che non lascia traccia di sé. Mi sono sempre chiesta quale fosse il senso della mia vita. Avevo dentro di me un desiderio di bene, di bello, di vero, di infinito. Avevo delle domande, il mio spirito urlava e non ricevevo risposta. Anche a scuola, che delusione. Io ero appassionata di poesia, letteratura, musica, arte, le lingue straniere. Mi piaceva Foscolo, Montale, Leopardi. E il mio professore di filosofia arrivava in classe e mi diceva: Fazzi, leggi a pagina 34. E questa era la lezione. Una frustrazione. Io chiedevo, volevo sapere, volevo confrontarmi col pensiero dei più grandi filosofi, ma era tutto molto mnemonico, tutto molto dovuto, non c'era passione. Siamo in una scuola e già i muri parlano di una missione educativa sentita con grande passione come vocazione in questa scuola, come valori da trasferire, come esseri umani da educare per trarre il meglio da questi giovani che saranno il nostro futuro. Ecco, io tutto questo non l'ho incontrato. E perché mi sono salvata? Mi sono salvata dalla distruzione che io stessa mi stavo procurando, perché volevo la straordinarietà, ma la cercavo nei posti sbagliati. A 14 anni, quando i miei genitori poi si sono separati, ho cominciato a rubare nei supermercati, perché così facevano i ragazzi più grandi, a fare tardi la notte, a drogarmi, a bere, a frequentare cattive compagnie, perché volevo esistere. Non capivo quale fosse il mio motivo per essere al mondo. Avevo perso da parte dei miei genitori quello sguardo gratuito di amore su di me. Mi sentivo sola, mi sentivo molto frustrata, non sapevo chi ero, volevo vivere una vita straordinaria e pensavo che la straordinarietà me la potessero dare le emozioni, la trasgressione. E che cosa mi ha salvato dal rovinarmi completamente? Soltanto la mia prima grande vocazione, perché le passioni non sono di per sé negative. Appassionarsi alla vita dei santi, appassionarsi alla cultura, appassionarsi di Cristo è salvifico. Se una passione la trasformi in un idolo al quale sacrifichi tutto, che ti chiede in cambio la tua vita e non te la dà, allora sono guai. La mia grande passione mi ha salvata ed è stata quella di diventare un'attrice. Io ho capito a 3 anni che avrei voluto fare l'attrice. Andava in onda su Rai 1, la TV nazionale, uno sceneggiato. Qualcuno, chissà se l'avete visto, L'amaro caso della baronessa di Carini.
Non lo potete conoscere, è una storia di una baronessa in Sicilia, era un'attrice francese bionda, bellissima, Jeannette Agren, che recitava in una scena madre, c'era lei che chiedeva al padre, signore Patri, che benisti affari? Signor padre, che cosa sei venuto a fare? Signora figlia, ve venni ad ammazzare, pah! E il padre uccideva la figlia. Scena che per me tragicamente fu profetica, metafora di ciò che mi sarebbe accaduto. E io ogni domenica, quando arrivavano i parenti, 3 anni, facevo la baronessa di Carini. Volevo farli piangere, questa baronessa che muore, che se andate in Sicilia a Carini, nella fortezza c'è la scia di sangue della baronessa che l'ha lasciata morendo e io volevo fare lei e allora mi preparavo e facevo signori Patri che venisti a fare, signora figlia ve vengo ad ammazzare, e quelli invece di piangere ridevano perché ero alta a metro, bella cicciona, con sti capelli tutti in testa, gli occhi a mandorla, più che agonizzare rimbalzavo da una parete all'altra, sembravo un Pokémon impazzito, loro ridevano, ho capito che non avevo il physique du rôle per fare l'attrice drammatica. Infatti voi mi conoscete perché ho fatto Melina in Un medico in famiglia, cioè la cameriera, la finta filippina, la moglie gelosa, solo cose di questo tipo. Ecco, però alla fine della performance mi davano i soldi, mi pagavano sperando che smettessi, ma io ho frainteso, ho creduto che fosse un incoraggiamento e lì ho deciso, io farò l'attrice, perché quando recito esisto, si accorgono di me, mi ascoltano, mi applaudono, ridono. La mia vita vale, valgo qualcosa e mi sono convinta, talmente convinta, che a 18 anni sono andata via da Salerno per andare a Roma e fare l'attrice. Ma sono andata con tanta rabbia e anche dovendo dimostrare di valere, di essere indipendente, di essere capace, di essere autonoma. Non volevo più che i miei genitori mi dessero dei soldi, ho cominciato a lavorare come cameriera in un posto che si chiamava il Bar della Pace, dove tutte le sere andavano a bere personaggi del jet set internazionale, gente del cinema da Los Angeles. Tutte le sere in quel posto andavo a lavorare con una mia amica che ha incontrato lì il suo attuale marito, vivono a Los Angeles e lui è niente proprio di meno che il fratello di Bruce Willis. La mia amica che lavorava con me tutte le sere al Bar della Pace ha incontrato lì suo marito David Willis quella sera che io non sono andata a lavorare. Che mo io potevo stare qua con David e invece sto con Pierpaolo. Ma non è meraviglioso? Poi un po' assomiglia a Bruce Willis perché diciamo hanno la stessa pettinatura, però suona proprio diversamente. Quelli abitano a Sunset Boulevard, io abito a Roma a Piazza Bologna. Quelli, capito? Quello si chiama David Willis, lui si chiama Pierpaolo Platanea, pure di origini siciliane. Però vabbè, sliding doors. Ecco, ho preso una porta in faccia. Allora, lavoravo amore, ti amo, lo sai. Lavoravo al Bar della Pace e guadagnavo i miei soldi, allora, siccome spesso il valore lo misuriamo con quello che guadagniamo, soprattutto al giorno d'oggi, quanto produci, tanto vali, e si perde proprio di vista invece tutta una serie di valori fondanti la persona, quello che veramente conta, che renderebbe sana la nostra società se non si basasse tutto sul denaro, su quanto vali. Quanto costi? Ecco, allora io, siccome ragionavo come ragionava la maggior parte delle persone, ho cominciato a credere di valere perché guadagnavo i miei soldi, perché cominciavo ad affermarmi nel mondo, il rutilante mondo dello spettacolo, cominciavo a fare trasmissioni televisive, teatro. Ho fatto una trasmissione simpaticissima, adesso non so se la mia carissima amica riesce a tradurre, ma
Ci provo, quello che ti raccontavo oggi, una trasmissione su Rai 2 che si chiamava Macao, dove io facevo un personaggio che si chiamava Nunziatina, un nome proprio del sud, che era terremotata ed era un po' rimasta ancorata all'adolescenza. C'aveva queste amichette a scuola che si chiamavano Samantha e Deborah. E lei diceva: mamma, le mie amiche hanno questi nomi esotici con le lettere straniere, si chiamano Samantha, Deborah. Mi prendono in giro che a me mi ha chiamato Nunzia, non mi potevi chiamare Nunzia? Con l'H pure a me. Oppure hanno le Barbie stella del cinema, con l'Oscar in mano, Barbie fotomodella con la passerella, con i riflettori, Barbie medico chirurgo col bisturi, la mascherina. Compramela pure a me una Barbie, mamma, per piacere, compramela. Me l'ha comprata. Barbie serva della gleba. Ce l'avevo solo io, le altre Barbie si schifavano di scambiarsi i vestitini, doveva andarli a comprare al mercato dell'usato, oppure avevano Ciccio Bello col vestitino azzurro, le babbucce fatte con l'uncinetto, i boccoletti biondi che diceva mamma, mamma, tutte le volte che ci spremevi l'ombelico toglievi il ciccio. Me l'ha comprato pure a me, usato, senza capelli, con un occhio solo e non diceva mamma, manco se lo sbattevi con la capa contro il muro. Sono andata da mia mamma con questa salma di Ciccio Bello in braccio, ho fatto mamma, ma Ciccio Bello mio non dice mamma, perché? Perché è orfano! Questo era un personaggio che ha avuto un grande successo, lì ho cominciato a sentirmi sempre più fiera di me, poi ho cominciato a frequentare l'università, scienze della comunicazione a numero chiuso, facoltà di sociologia. Ero entrata con un esame e avevo cominciato con un test e avevo cominciato a frequentare, affascinata soprattutto dal collettivo politico dove tutte le femministe agguerrite e rinni furiose contro il maschio da distruggere, che non avrebbe dovuto mai permettersi di usarci. E finivamo per essere abusate. Sono stati anni molto difficili, anni nei quali io ho cercato in tutti i modi di cancellare le mie origini, di recidere le mie radici. Volevo essere diversa da quella donna, come mia madre, che mi aveva insegnato che un figlio può dire sono maschio, queste cose non le faccio. Volevo essere autonoma, indipendente, sessualmente libera, autodeterminata. Marciavo a favore della legge per l'aborto. Voi qui ancora non ce l'avete. Noi combattevamo per avere questo diritto. Quante bugie dicendo che fosse necessaria quella legge, statistiche alla mano, perché le donne morivano per gli aborti clandestini. Hanno tanto gonfiato i numeri. Non sta a me fare un discorso politico, ma io ci credevo davvero che bisognasse affermare il diritto della donna, ma il diritto del bambino nella pancia della mamma, chi ci pensava? Mi faceva comodo, perché io volevo fare quello che mi pareva, perché ero molto superficiale e perché così ero stata indottrinata. Avevo cominciato a credere a quello che mi dicevano quelle donne, volevo essere come loro, mie cattive maestre. D'altronde mi atteggiavo ad essere autonoma e indipendente, ma ero una ragazzina provinciale di un piccolo centro, una città, Salerno. Non conoscevo neanche quali fossero i ritmi del mio corpo, la sessualità, come l'avevo imparata. Non si poteva parlare di sessualità, è tabù. E questo è ancora sbagliato perché bisogna parlare di affettività, senza scindere le due cose con i nostri figli. E io avevo imparato da cosa? Dai giornaletti pornografici che giravano dentro casa grazie ai miei fratelli. Orrore a ripensarci oggi. Quante ferite procurate da una distorsione di quello che è l'atto coniugale, l'amore, il rispetto, la profondità di una relazione che non si può dividere sezionando mente e corpo. Avevo imparato tutto in modo sbagliato e ho agito di conseguenza. Vivevo professando la mia libertà orgogliosamente e un giorno mentre ero all'università mi sono sentita male.
Ho cominciato ad avere nausea, mal di testa, mi sembrava di svenire, sono corsa a casa, ho misurato la temperatura ma non avevo la febbre. Eppure quel malessere continuava, stavo male, non capivo. Un'amica che abitava con me mi ha gelato il sangue nelle vene chiedendomi, ma quasi per fare una battuta: «Au, romana, romanesca, hai fatto il test di gravidanza?» E io ho pensato che sarebbe stato assurdo che mi capitasse, che capitasse proprio a me di rimanere incinta in quel momento fuori sede, mentre cercavo di farmi una posizione, di diventare qualcuno, di crearmi una professionalità, di esistere agli occhi del mondo, di oppormi ai miei genitori. Mio padre era un uomo di destra, io studiavo tutta la storia dei partiti politici perché io volevo essere una donna di sinistra, pur di essere diversa da mio padre. Non poteva capitare a me di rimanere incinta, capitasse agli altri. Ma una canzone famosa in Italia dice: gli altri siamo noi. È solo una questione di tempo a volte, e di errori commessi, e di sliding door. Ecco, sono andata a comprare il test di gravidanza e il test è risultato positivo. Ma io non posso negare davanti a tutte le persone che incontro, alle quali parlo, che la prima emozione che ho provato di fronte a quel test è stata di stupore, meraviglia, incredulità, una gioia profonda, una letizia che non sapevo da dove potesse venirmi, mi ha assalita, perché la verità è scritta nel nostro cuore e la verità è che concepire la vita è un dono meraviglioso, è un mistero, è un miracolo, è una grazia, è qualcosa di bellissimo, di imponderabile, del quale è ingiusto volersi appropriare oggi, con tutte le pratiche, le tecniche, forzando la natura, forzando la decisione che non può essere nostra. Noi possiamo aprirci alla vita, ma non dobbiamo cercare di gestire la vita. Non è giusto. E se lo facciamo, aspettiamoci che ci siano delle conseguenze, ma non perché Dio è cattivo, perché la natura ha un suo corso, delle regole. È meraviglioso concepire un figlio e quanto l'ho capito dopo, che quella era la verità che dovevo seguire. Ma l'uomo con cui avevo passato il Capodanno, un uomo molto più grande di me, che aveva circa il doppio dei miei anni, dal quale cercavo la protezione che mi era mancata tra le braccia di mio padre. Quell'uomo già da diversi giorni non si faceva sentire, non rispondeva ai miei messaggi, si negava. Aveva capito che ero una ragazzina, pendevo dalle sue labbra, scriveva poesie, era così stravagante, era cocainomane. Ma io ero innamorata e avevo già detto ti amo, perché non sappiamo neanche che cos'è l'amore a quell'età, a volte neanche dopo. E quando ho cercato di parlarci al telefono, quando finalmente sono riuscita a parlargli, gli ho detto che aspettavo un figlio suo, un figlio nostro. Sapete cosa mi ha risposto? Perdonatemi la parolaccia, ma ripeto quello che mi ha detto lui. Oh cazzo, e mo che fai? Che fai? Mi si è gelato il sangue davvero, perché mi sono ritrovata sola, con una porta sbattuta in faccia. E tutta la mia indipendenza, la mia autonomia, la mia capacità di badare a me stessa, ma soprattutto tutta la gioia, tutto lo stupore, tutta la meraviglia, sono andata a farsi friggere, perché ha avuto la meglio la paura che è l'origine. L'ho capito dopo. Che significa peccare? Mancare il bersaglio. È dal greco amartia, andare fuori strada, non riuscire a compiere quello per cui tu sei stato pensato. Questo è il peccato semplicemente.
Ed è la paura che ti devia, è la paura che ti impedisce di andare a meta. La pienezza di te, la vera realizzazione di te, secondo il progetto che Dio ha su di te. E così che cosa ho fatto? Non potevo tornare a casa, non potevo raccontare quello che avevo combinato ai miei genitori. Sapevo in una città piccola come Salerno come sarei stata appellata, una sgualdrina, una ragazza di facili costumi, una sciocca quantomeno, che s'era fatta infinocchiare. E infatti la legge funziona benissimo. Peccato però che quella legge in Italia preveda un colloquio dissuasivo, cioè questo è il problema delle leggi, che le scrivono, le approvano, ma dopo non le applicano neanche, comunque trovano il modo di eludere. La legge dice che alla donna che vuole andare ad abortire venga intanto verificato il motivo serio e soprattutto che le venga offerto un ventaglio di possibilità alternative. Partorire in anonimato, dare il figlio in adozione, affidarlo ad una culla termica. I centri di aiuto alla vita, il progetto Gemma, il sostegno economico, psicologico, c'è tanto che si potrebbe fare piuttosto che buttare la vita di un bambino dentro un gabinetto. Piuttosto che uccidere la vita, piuttosto che trasformarsi in una tomba, in un'assassina. A me niente di tutto questo è stato detto. A me è stato semplicemente chiesto: vuoi abortire? Sei sicura? E basta. E quando sono andata ad abortire quella mattina nell'ospedale, gratis, tutto facile, tutto fatto, a Roma, insieme a me ce n'erano tante, mica solo per la prima volta. L'aborto, omicidio legalizzato, è diventato un contraccettivo tardivo. È questo il delitto, è questo ciò che di più ingiusto si sta facendo. Io so di scomodare delle persone perché capisco tutto, capisco, è una questione di coscienza, non lo metto in dubbio, però vi racconto qual è la mia esperienza. Alla donna che vuole andare ad abortire anche bisognerebbe raccontare quali saranno le conseguenze dell'aborto. Mica me l'hanno detto che avrei sofferto di anoressia, bulimia, ansia, paura di morire, ma allo stesso tempo desiderio di morire, paura di vivere, incapacità di entrare nelle relazioni in modo autentico, libero, sempre con la paura di essere fregata. La mia sessualità, il mio rapporto con i miei figli nati in seguito, hanno pagato loro, e Dio sa se è vero, le conseguenze del mio aborto, ingiustamente, perché per tanto tempo sono stata, e a volte cado ancora, nell'essere una madre perfezionista, esigente, controllante, fredda, violenta. Hanno pagato caro il diritto alla vita negato al loro fratellino. Non si scherza con la psiche umana e di questo non parlano. Nessuno parla delle conseguenze dell'aborto. Con molta leggerezza viene affrontato il problema, si fanno numeri, si parla del problema della salute della donna. La salute mentale di una donna non è un problema. Le conseguenze non sono qualcosa da valutare molto accuratamente. È un'esperienza di resurrezione, perché io avrei potuto rimanere in quella morte. Quante lettere ricevo di donne, dopo che ho scritto il mio libro, mi scrivono anche sui social, in privato, non preoccupandosi che magari la mia posta la possa gestire qualcun altro. Quanti pianti mi sono fatta leggendo le esperienze di donne che non si sono mai perdonate, che sono diventate incapaci di concepire la vita. Anche quello può succedere, perché non ti sei perdonata, perché la più laica, la più razionale delle donne, una mia amica di sinistra, per carità, è entrata subito dopo l'aborto in una menopausa prematura, non ha più potuto avere figli. Ma perché queste cose non le racconta nessuno? Perché dice, fai terrorismo, bisogna rispettare la libertà. Ma qual è la libertà? Ma io ho fatto una scelta libera, secondo voi? Ma se mi avessero detto tutto questo, ma non avrei forse scelto diversamente? Sì, avrei scelto diversamente.
Sì, ve lo dico io, avrei scelto diversamente. Non me la sarei inflitta da sola, quella ferita. Ma per fortuna ho incontrato la misericordia di Dio. Siamo in una scuola cattolica, c'è anche il nostro vescovo, che saluto e ringrazio per questo invito, e posso dirlo, sono stata salvata dalla misericordia di Dio. Incontrato per caso, ma non è un caso, è una Dio incidenza, perché da sempre e per sempre Cristo cercherà di incontrarci, ciascuno di noi. Sempre. Se guardo indietro nella mia vita, tante volte vedo occasioni nelle quali Dio ha cercato di incontrarmi, ma io non ero pronta probabilmente, ero distratta da tanti idoli che mi chiedevano attenzione, sacrificio, tempo, salute, la mia vita. E un giorno però, perché dopo l'aborto io ho continuato a prendermi in giro, a dirmi bugie, a pensare che quel mio male di vivere avesse chissà quale radice, prima di fare 2 più 2 e capire che era in quel peccato la radice della mia infelicità. Io cercavo di dare una risposta ai miei sintomi di infelicità, cercando ovunque, fuorché la via, la verità e la vita. Cercavo nel buddismo, nella meditazione trascendentale, Rodek, il libro dell'Es, tutta quella roba, I Ching. Il libro, I Ching sono l'oracolo, il libro dei mutamenti, una roba tipo le carte, proprio divinatoria quasi, che lanci le monetine e ti escono degli esagrammi, ideogrammi, ma mi riempivo la bocca del fatto che l'introduzione a questo libro fosse il trattato sulla sincronicità di Jung. Quanta cultura ci parla soltanto di morte in realtà, e non di vita, e non del rispetto della vita. E allora, una sera, mentre camminavo per Roma, arrabbiatissima, perché comunque io ho fatto finta di niente, ma non riuscivo a capire perché non riuscivo a essere felice. Io avevo tutto, io non sono una povera sfigata che voleva diventare famosa e non c'è riuscita, che non è riuscita a fare niente di buono nella vita e quindi poi si è messa a fare la convertita, a fare le testimonianze in giro. No, perché io mi sono comprata una casa con i miei soldi, ho recitato in un film, ho baciato, scusa amore lo devo raccontare, Pierfrancesco Favino, che tutte le mie colleghe, oddio ma com'è? Meglio mio marito. Oppure... ho fatto tanti programmi, ho fondato questo locale di musica dal vivo nel quale ho fatto conoscere tra di loro vari cantautori della scena romana della fine degli anni 90. Il mio nome è sulle copertine dei dischi di uno di questi famosi cantanti italiani che va a Sanremo, che mio marito chiama il Nano, quindi non vi dirò chi è perché altrimenti... si viene a sapere. Insomma c'è Maretta, c'è dell'astio. Vabbè, però cioè, io ho fatto i miei gol, mi sono presa le mie soddisfazioni, ma non potevo essere felice, non riuscivo a essere felice. Perché? Eppure mi avevano detto che la libertà, i soldi, il successo, le conoscenze, tutto quello che desideravo avere una volta ottenuto avrebbe dovuto darmi successo. Perché non, felicità, perché non era così? Perché io sono passata dal buddismo al cattolicesimo? Perché sinceramente quella causa-effetto, quella responsabilità, pulire il karma, perché se no ti reincarni in una cacca di mosca, grazie anche no. Cristo ha dato la sua vita per questa cacca di mosca, non so se ci rendiamo conto. Dentro io ho la divinità, c'è lo Spirito Santo che parla nel mio cuore. Posso vivere da redenta e da risorta in questa vita. La vita eterna posso assaporarla adesso, la vittoria sulla morte che mi garantisce il mio battesimo. I sacramenti, la riconciliazione. Ma sfido chiunque a non farsi convincere. A me mi ha convinto e come? Ma in quel momento no, ero ancora tutta piena di idee. E allora mi domandavo perché gli altri non riescono ad amarmi come sono. Ma ho guardato il mio cuore. Da qui il titolo del mio libro, Un cuore nuovo. Il mio cuore era una pietra.
Se io per prima escludevo, selezionavo, valutavo, discriminavo, usavo gli altri, ma perché gli altri avrebbero dovuto comportarsi diversamente da me? Perché gli altri dovevano essere gratuiti? E certo, l'amore, la stima e il rispetto vanno meritati. Chi hai di fronte lo devi valutare, lo devi inquadrare. È sempre un combattimento, mi vuoi fregare o no? È sempre un corpo a corpo la relazione con gli altri. Ma chi ne esce vivo? Io ero stanca e una sera camminando per Roma a un certo punto volevo riposarmi, volevo sedermi, ma era brutto mettersi sul marciapiede. Vedo una chiesa aperta, erano anni che non entravo in chiesa, mi fiondo dentro, mi siedo all'ultimo posto vicino alla porta, sperando che non arrivasse un prete, perché a quel tempo io mi riempivo la bocca di tutte quelle cose sui preti, i preti qua, la chiesa è ricca e l'Africa è povera, il Papa ha le scarpe di pelle rossa, l'anello del vescovo, ce l'ha l'anello. E ho incontrato solo preti santi e vescovi altrettanto santi, che mi hanno fatto presente Cristo che dà la vita per la propria Chiesa, che hanno esercitato su di me una paternità, che sapeva di salvezza, di consolazione, di amore vero, gratuito. Quante benedizioni, quando finalmente mi sono disposta all'ascolto della parola di Dio. E quella sera in quella chiesa è successo qualcosa di straordinario. Forse il primo seme è stato gettato. Ero arrabbiata, ero stanca, mi siedo, c'era gente che faceva adorazione. Io sapevo che nell'ostia consacrata c'è la presenza di Gesù vivo. Me l'avevano detto al catechismo quando ero piccola, ma in quel momento ero buddista, ma che me fregava a me? Eppure a un certo punto gli occhi si posano al centro dell'altare su quella bianca cialda illuminata da un fascio di luce. C'era l'incenso che emanava il suo profumo e ho cominciato a piangere disperatamente. Mi sono commossa come non mi accadeva da tempo, perché ho sentito che concentrato in quella presenza, tra presente, passato e futuro, c'era tutto l'amore che io avevo sempre desiderato, sempre elemosinato nei posti sbagliati. Ero una mendicante e in quel momento ho pensato di essere da sempre stata attesa lì, desiderata, amata. E ho continuato a piangere sentendo davvero che quella presenza sacra mi diceva: figlia mia, amore mio, finalmente ti sei accorta, da sempre ti aspetto, da sempre ti amo, resta qui, non te ne andare. E invece sono andata via, dopo aver pianto tantissimo. Ho avuto, non paura, però il volto di Dio che conoscevo era il volto di un giudice esattore che mi avrebbe chiesto il conto dei miei peccati. Tanti cristiani avevo conosciuto pronti a battersi il petto e a puntare il dito. Moralismo, la morale cattolica, che paura. Tanto vuoto intorno a riti, pratiche, vuoti. Tanto giudizio, tante aspettative. E sono scappata da quella chiesa. Ma Dio è buono, misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. E di lì a poco si è incarnato il suo amore nei fatti della mia vita. Siccome ero stanca, vi ho detto, ero in ribellione con me stessa, volevo fare altro, ho cominciato a lavorare di nuovo come cameriera in un bistrò all'ora di pranzo. Un giorno entra un uomo, bello. Sì, lo so, adesso vedendoci accanto l'uno all'altra
si fatica a credere che ci sia stato un coup de foudre tra noi, ma vi assicuro che quel giorno lui è andato da sua madre e le ha detto: mamma, oggi ho conosciuto la donna più bella che abbia mai visto, ero io, figuratevi le altre. Si è accontentato, diciamo che aveva basse pretese, però insomma siamo subito partiti, ci siamo conosciuti, l'ho invitato a vedermi in una pièce teatrale che avevo ricominciato a praticare un po' di teatro così, e siamo partiti per una vacanza. Lui, un motociclista, era stato con la sua moto, aveva guadato fiumi, si era inerpicato per le colline, era stato in Normandia senza giubbotto, senza casco, senza capelli, era stato ovunque, avventuroso, era stato in Francia, Spagna, ovunque, sempre con sta moto. Sapete a me dove mi ha portato? A Ortisei, un paesino così. 10 ore di pioggia ininterrotta da Roma fino a Ortisei, siamo arrivati che ci siamo strizzati sotto pieni d'acqua così, però la vacanza è stata bellissima, un idillio, sai, all'inizio tutti gli amori sono pazzeschi, torniamo a Roma e pensiamo di poter finalmente girovagare in moto per Roma, in una Roma deserta, senza turisti, senza traffico, ma era l'agosto del 2000 e a Roma c'era la GMG. A Tor Vergata c'erano i Papa Boys da tutto il mondo, tutti là, con sti cappellini gialli, i fazzoletti gialli, i rosari nelle mani, che cantavano una sola canzone. Emanuele, Emanuele, ma solo quella sapevano, ogni volta per strada c'erano questi, e che noia, e ridevano, ma che te ridi sotto al sole cocente di agosto, che ti tiravano l'acqua, ma con tutte le bottiglie in fronte, gente sdraiata per terra, un'ecatombe di Papa Boys, ridevano, erano felici. A un certo punto sopra sta moto, io dietro Pierpaolo, che finalmente comunque era il mio ragazzo, eravamo fidanzati, andavamo sulla moto a un certo punto ad un semaforo, aspettando che la transumanza sciamasse da un marciapiede all'altro, succede di nuovo qualcosa di incredibile. I miei occhi incrociano gli occhi di uno di questi papaboy e ricomincio a piangere disperatamente, ma sommessamente, perché non volevo farmi conoscere, insomma, scoprire da lui che mi aveva conosciuto per uno un po' new age, che accendeva gli incensi, suonava le campane tibetane, praticava ancora tutte le sue meditazioni, che parlava con le piante, ma non come San Francesco, proprio come una matta. Beh, quindi non potevo piangere davanti a quelli che andavano in chiesa, poi i ragazzi che andavano in chiesa. Allora, però perché piangevo? Cioè, io ero contenta, sì, ero fidanzata, ma dentro di me sapevo che quella relazione recava già il tanfo di morte delle relazioni umane basate sull'egoismo. Io chiedevo a Pierpaolo di riempire il mio vuoto, di essere una risposta alle mie domande, ma ancora oggi Pierpaolo è un problema, più equazioni irrisolvibili. Io non lo so perché, lo so perché il Signore ci ha messi vicini, perché io sono per lui l'aiuto che gli sia simile. Dove simile? Mannaggia chi ha tradotto quella Bibbia, dovevano scrivere contrario, cioè è uno sparring partner. Infatti lui dice sempre: ho chiesto a Dio di diventare santo, ma non attraverso il martirio di essere tuo marito, ma il Signore lo ha ascoltato, lo sta santificando. Insomma, gli occhi di quel ragazzo erano occhi di brace, vivi, di chi l'aveva già scoperta quella ragione per esserci, stava rispondendo alla sua vocazione, chissà da quale parte del mondo era venuto per dire il suo amen, rinnovarlo davanti a San Giovanni Paolo II. Ma dove? Come ricevere? Anch'io una santa invidia mi ha appunto l'anima, mi ha trafitto il cuore, volevo essere felice come quel ragazzo, ma come fare? Certo, non sarei entrata mai in una chiesa. Ma Dio è buono, misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, e qualche tempo dopo, e vado a chiudere, mi fa incontrare una mia ex amica di università. L'ho vista per strada nel mio quartiere, bella, radiosa, trasfigurata, che la prima cosa che le volevo chiedere è: Laura, di che droga ti fai? E quella me l'ha detto di che droga si faceva. Quella veniva da fuori Roma col treno, tipo da qua a Malta più o meno, no, un po' meno dai, perché
voi ci vorrebbe proprio un ponte. Vabbè, lasciamo perdere. Veniva tutte le domeniche sera nel mio quartiere, nella mia parrocchia, a seguire delle catechesi sui 10 comandamenti. Mamma mia! E mi fa, Bea, non puoi capire, è una cosa bellissima, devi venire pure tu. Io no, solo alla parola comandamenti già mi era venuto l'eritema. Dico, no, comandamenti, per carità, io no, la Chiesa Cattolica. E lei, non puoi capire, questo sacerdote si chiama Don Fabio Rosini, è una potenza, fa delle catechesi bellissime e poi in queste catechesi finalmente ti dicono la verità. Poi dopo le ho fatto, io, no, non verrò mai, se vuoi, le ho detto, ti do le chiavi di casa mia, vieni le domeniche quando vuoi, ti ospito, gratis. Oh, quella è venuta tutte le domeniche. Non si è persa una catechesi. Il problema è che la mattina dopo si svegliava e a me mi rifaceva la catechesi in contumacia. Cioè, mi raccontava tutto. E io cominciavo a sudare freddo perché in quel tempo con Pierpaolo, sì, il tanfo di morte, la relazione umana, dove l'altro, bla bla bla, ma io, tic tac, avevo 28 anni. 29. E l'orologio biologico mi imponeva di quagliare, mi dovevo sistemare. Io ero una persona superficiale, calcolatrice. Lo dico, perché così voi sappiate che se Dio è stato buono con me, può essere veramente buono con chiunque. Con l'ultimo di voi, Dio sarà buono, perché è stato buono con me. Siate santi perché io sono santo, dice, dove quel siate è una promessa. Lui ci fa santi, noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo farci trovare al posto giusto nel momento giusto. E quello era il mio momento. Questa mia amica mi parlava di Dio e io cominciavo ad andare in agitazione. Perché? Perché avevo sempre l'idea del Dio giudice, esattore, e io ero di nuovo incinta. Ma questa volta perché volevo fare seriamente, volevo sistemarmi, volevo quagliare, volevo diventare mamma, stavolta lo volevo. Aspettavamo Maria Lucia e allora sentire parlare di Dio mi faceva paura. Ho chiesto alla mia amica Laura, mi trovi un appuntamento con sto prete? Ma mica mi volevo confessare, No, io volevo andare a tributare un sacrificio a questo Dio lare, gli dei penati. Li vuoi rabbonire così loro poi fanno la tua volontà. Io volevo addomesticare la volontà di Dio. Pensate che superbia. E sono andata il giorno che dovevo parlare con questo prete con una paura. Pensavo che al mio passaggio, varcando la soglia della chiesa, l'acqua benedetta nell'acqua santiera cominciasse a ribollire. Ma non è accaduto. Sono entrata in questa saletta dove c'era un cartellone fatto dai bambini. Cercate Dio mentre si fa trovare. Cercate Dio mentre si fa trovare. Se io sto qua è sicuramente perché Dio vi sta cercando uno a uno. Quella era Quaresima, tempo forte, nel quale Dio non solo si fa trovare, viene a cercarti, viene a stanarti nel tuo inferno per salvarti. E così è stata la prima confessione vera, autentica della mia vita, dove questo sacerdote mi ha fatto parlare, mi ha fatto le domande giuste. Ero quasi stata assolta perché il colpo di teatro vero è adesso. Aveva anche licenza prima che Papa Francesco mettesse la bolla per perdonare dell'aborto. Solo alcuni potevano, i vescovi e alcuni sacerdoti. Lui mi poteva perdonare per l'aborto. Ero quasi stata assolta quando mi sono ricordata di dire sì che ero incinta, che ero una bambina e che però il padre della bambina era ateo, nicciano e nichilista e che quindi non veniva in chiesa, ma l'avremmo sicuramente battezzata perché per convenzione, per tradizione, ma pensate che stupida, sono andata a dire a un prete, non ci sposiamo perché non crediamo nel matrimonio. Ho visto il prete rimanere un attimo così, capendo che avevo fatto una gaffa, ho detto, ma poi, pur volendo, perché io da sempre mi sono voluta sposare, pure quando ero piccola, mi sono sposata anche col mio cane, cioè io volevo sposarmi, pur volendo sposarmi, non posso, perché lui, ateo, nicciano, nichilista,
per tradizione, per convenzione, per far contenta a mamma, dopo tanti anni che era stato fidanzato con la sua ex fidanzata, si era già sposato in chiesa. Ho visto il prete rimanere così. Gli ha preso un colpo apoplettico e ha dovuto dirmi: figlia mia, io non ti posso assolvere. È seria sta cosa, eh? Un no fermo e deciso, pieno di misericordia. Non ti posso assolvere, e mi ha detto perché. È stato un'ora a raccontarmi che cos'è il vincolo del sacramento, il matrimonio, questo mistero grande che unisce un uomo e una donna a due pianeti diversi e li fa diventare una carne sola, generatori di vita, non per forza biologica. Quante coppie non riescono ad avere figli? Ma piccole chiese domestiche, generatori di vita eterna, in tutti i figli che la Chiesa poi vuole affidare a queste coppie. Mi ha fatto vedere che è così bello essere marito e moglie, che me l'ha fatto desiderare. Ha acceso in me un desiderio grande e mi ha detto: non temere, perché tu, proprio tu, in questa condizione, anche tu sei chiamata ad essere santa. La cosa più scandalosa che mi abbia detto un uomo in vita mia: non puoi prendere la comunione ma puoi diventare santa. Ho chiesto cosa devo fare, come posso fare, e mi ha invitata a seguire le catechesi dei 10 comandamenti, ad andare a messa tutte le domeniche, e così ho fatto. Ogni domenica andavo a messa e il Vangelo parlava al mio cuore. Finalmente qualcuno mi raccontava il perché era così difficile vivere, qual era la mia sofferenza, quali erano le mie ferite. Mi dicevano la verità. Io ero l'emorroissa che aveva sperperato tutto per poter guarire nella sfera più intima, l'affettività, la sessualità. Io ero Zaccheo, io ero il cieco nato a cui il Signore apriva gli occhi. Io ero il paralitico a cui Gesù chiedeva: vuoi guarire? E ho voluto guarire con tutte le mie forze. Talmente tanto volevo prendere la comunione che, tornando a casa e trovando l'ateo, nicciano, nichilista, piangevo disperatamente, e a un certo punto ho deciso che l'avrei lasciato, perché lui era il mio impedimento a fare la comunione. Vivevamo more uxorio, ma siccome avevo sottomesso la mia volontà alla volontà di Dio, ho pregato con le scritture e mi è uscito San Paolo che mi ha detto: la donna credente, se questi acconsente e non la ripudia, resti accanto al marito non credente. Che sai tu, donna, se salverai tuo marito? Alla pace siete chiamati. Ho scelto di credere per vedere, perché è così che funziona per noi cristiani, e quel verbo si è fatto carne nella mia vita. Dio è stato inequivocabile e fedele, così come mi aveva profetizzato Don Fabio in quella prima confessione. E mio marito è venuto a messa a Natale di quell'anno, e poi si è fatto i 10 comandamenti, e poi siamo entrati in un cammino nella nostra parrocchia, e poi ha chiesto il riconoscimento di nullità, e il 7 luglio del 2008 ci siamo sposati in chiesa e abbiamo per la prima volta fatto la comunione insieme dopo tantissimi anni, e sono nati questi 4 splendidi figli. L'unica nata nel matrimonio è Maddalena, perché gli altri sono tutti nati prima che potessimo sposarci. Ma così storti, così sbagliati, siamo stati inondati dalla sua misericordia. Per nessuno il peccato è la parola definitiva, soltanto va acceso questo desiderio di santità che tutti abbiamo dentro, come una promessa realizzabile. E la meta più lontana, più difficile, per mano della Chiesa, diventa raggiungibile, perché la Chiesa, con i sacramenti, con le catechesi, con la parola, con i preti santi, ci accompagna a questa meta di felicità piena, tutti, nessuno escluso. E così oggi, sgarrupati come famiglia piena di casini, a volte di litigi, a volte di incomprensioni, ma sempre pieni di speranza, siamo venuti qui per raccontarvi davvero: aprite le porte a Cristo, aprite le porte a Cristo.